La prima volta di Karol Wojtyła a Lorenzago è nell'estate del 1987. Giovanni Paolo II è ospite 15 giorni della diocesi di Treviso. La meta prescelta è Lorenzago di Cadore, il piccolo comune dove c'è il castello di Mirabello, che il Papa elegge a sua residenza estiva. L'edificio di Lorenzago, annesso l'antico maniero, in mezzo al bosco, accoglie d'estate i seminaristi della diocesi di Treviso e i giovani in formazione. L'elicottero del Papa atterra il 12 luglio in Val Visdende, nel Comelico. Una valle incastonata tra le montagne, che dirà Karol Wojtyła ricorda il paradiso. A salutare Giovanni Paolo II ci sono tutte le autorità civili, militari e religiose, in testa l'allora presidente della Regione Veneto Carlo Bernini. Sono giorni intensi quelli dell'estate di 20 anni fa. Giovanni Paolo II alterna visite ufficiali come quella al cimitero di Fortogna, dove sono sepolti i morti del Vajont, ad escursioni e passeggiate tra i monti. Davanti a questo panorama di prati, di boschi, di torrenti, di cime svettanti, noi ritroviamo il desiderio di ringraziare Dio per le meraviglie delle sue opere, dice Giovanni Paolo II in una delle sue tante riflessioni, ed aggiunge: vogliamo ascoltare in silenzio la voce della natura, al fine di trasformare in preghiera la nostra ammirazione. Queste montagne infatti suscitano nel cuore il senso dell'infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime. Queste meraviglie le ha create lo stesso autore della bellezza. Grande amante ed appassionato di montagna, tutti ricordano le sue salite in Adamello o la scalata al Peralba, oppure la sua volontà di voler salire in vetta alla Marmolada il 26 agosto del 1979, pur in presenza di una violenta bufera di neve. Karol Wojtyła si innamora delle montagne venete, tanto che tra il 1987 e il 1998 il piccolo comune bellunese e la diocesi trevigiana lo ospiteranno per ben 6 volte. Negli ultimi anni saranno solamente la vecchiaia e la malattia a tenerlo lontano dalle Dolomiti. Telespettatori, ben ritrovati a Storie di Famiglia. Dunque 6 volte Papa Wojtyła, o meglio San Giovanni Paolo II, soggiornò tra le montagne cadorine. Cosa ha lasciato questo Papa, questo santo, alle famiglie, a questa popolazione che ha incontrato durante le sue vacanze? Sicuramente un ricordo unico, un ricordo indelebile che rimarrà nei loro cuori per tutta la vita. Ebbene, a raccontarci oggi questa esperienza è proprio una famiglia che è nata, se così possiamo dire, proprio durante una delle visite del Santo Padre a Lorenzago, ed è la famiglia di Elisabetta Lauri, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Grazie a te. Grazie Elisabetta, e con lei c'è anche il figlio Mattia. Mattia, buonasera. Mattia lo vediamo bello grandicello, durante la trasmissione lo vedremo in fasce, baciato proprio da Papa Wojtyła, o meglio da San Giovanni Paolo II. E con loro c'è anche, se così possiamo dire, l'uomo che rappresenta un po' tutte le famiglie di questo comune, di questo ridente comune del Cadore. Stiamo parlando del sindaco di Lorenzago, Mario Tremonti. Grazie per essere qui con noi. Grazie a lei e a tutti i telespettatori di averci... Vi chiedo subito se posso darvi del tu per comodità. Certo che sì, sì. grazie. Sì. E quindi partiamo subito con Elisabetta. Elisabetta, come ha detto il collega Danilo Guerreta nel servizio di apertura, in questa copertina d'apertura, il Papa arrivò a Lorenzago la prima volta nel 1987. Purtroppo dovremmo svelare la tua età, tu eri giovanissima. Quanti anni avevi? 12 anni. Come lo ricordi? Il primo incontro, la prima volta che hai visto quest'uomo vestito di bianco, questo angelo? Sai, la vedi con gli occhi di una ragazzina di 12 anni, quindi è tutto più amplificato, no? Però è stata un'esperienza bella che ha lasciato tanto, penso non solo a me, ma a tutte le persone del paese. Sai, è arrivato e tutto ciò che si è creato per poter ospitare il Santo Padre, tutti quanti hanno partecipato. Io all'epoca ero una ragazzina, però mi ricordo che avevo aiutato a pulire la chiesa della Madonna della Difesa a Villa Piccola, addirittura mi avevano scattato una fotografia sull'impalcatura dove stavo togliendo le malte con una raspetta, perché dovevano dare il colore a questa chiesa
per metterla a nuovo. un evento no? unico naturalmente. Certo, quindi tanti lavoretti. Ero io con un altro gruppo di bambini della mia età. Avevamo anche pulito all'interno della chiesa questi candelabri con il sidol. Mi rimarrà in mente questo prodotto, questi pezzi per con le pulire. vostre manine piccole. Avevamo dato proprio una mano, noi da piccoli, grandi, anziani, tutti avevano fatto qualcosa. Ed era bello perché si respirava un'aria, sai, noi ragazzini per noi era una grande cosa, ecco. Mi ricordo proprio anche le mamme avevano allestito nella palestra della scuola una sorta di sartoria dove cucivano le bandiere che poi venivano messe sulle finestre, appese sulle finestre, quindi c'erano tante cose. Quindi una festa che è arrivata nel momento in cui è arrivato, però ci sono stati molti giorni prima che la preparazione, esatto, per la gente che proprio ha partecipato, il paese partecipava a questa cosa, chi più chi meno, non si può togliere nessuno, tutti quanti penso abbiano fatto dalla piccola grande cosa, hanno partecipato e l'aria era bella, perché per un bambino, sai, io te la racconto come ho vissuto in quel momento, poi cresci però... E poi hai avuto modo anche di conoscerlo, l'ho visto altre volte successive, tant'è vero che poi l'hai accolto nell'ultima visita da mamma. Da mamma. Ma ne parliamo dopo perché sono curiosa di sapere dal nostro sindaco, da Mario Tremonti, lei all'epoca era già sindaco. Ero già sindaco, sì. Non le chiedo quante volte, è stato riconfermato tante. Tante volte, sì. Quindi molto amato dalla popolazione, sì, quindi molto rappresentativo per Lorenzago. Sono fortunato e mi vogliono bene. E quindi sono qua. Sindaco, ci davamo del tu, quindi andiamo più comodi. Reciprocamente. Quando avete saputo che il Santo Padre sarebbe venuto in visita per la prima volta, perché poi ci sono state le volte successive, però la prima volta immagino che abbia fatto un effetto per voi molto... Nel 1987, la prima volta che venne il Papa a Lorenzago, noi lo abbiamo saputo 10 giorni prima, ufficialmente. Pochissimo. Lei si immagini cosa ha creato nel sentimento dei cittadini, ma anche l'organizzazione dell'accoglienza, cosa significasse una notizia così straordinaria, importante, e che ha riempito di gioia, ma lo ha raccontato bene prima Elisabetta, tutti noi, indistintamente, perché il Papa con la sua presenza ha travalicato ogni ideologia, il suo vivere, parlare di pace, di fratellanza, di solidarietà, sono cose clamorosamente che ognuno vorrebbe perseguire giornalmente. E quindi da questo punto di vista c'è stata questa straordinaria, io direi, difficilmente raccontabile cosa che ha coinvolto tutti in maniera incredibile. Ma all'inizio, quando avete saputo che il Santo Padre sarebbe venuto a Lorenzago, vi siete chiesti ma perché proprio a Lorenzago? Ecco, questa è una domanda che io ho detto, qui è una sorta di grande fortuna che abbiamo avuto. Lorenzago è una casualità anche, come dire, non proprio casuale, mi scuso con il bisticcio di parole. Diciamo che chi ha percepito che il Papa, oggi Santo, voleva andare in vacanza, ha capito che Lorenzago poteva essere un luogo adatto, tant'è che la Curia Vescovile di Treviso aveva una proprietà ai margini del paese, quindi distante anche per la sicurezza per lui stesso, per tutto lo staff che gli andava dentro, e qui mi piace ricordare l'emerito vescovo Ducoli, che purtroppo è andato avanti, che ha operato all'interno del Vaticano affinché giungesse in orecchio al Papa che c'era questo luogo che si poteva visitare, e così avvenne che nel lontano 1987 il Papa arrivò a Lorenzago. Lei pensi, le racconto questa, che per una settimana intera i quotidiani, le prime pagine dei quotidiani del mondo intero, Oslo, New York, Mosca ed altro, c'era Lorenzago di Cadore, si parlava di Lorenzago di Cadore, si parlava del Papa. Si immagini lei cosa significasse un evento del genere per un piccolo paese che oggi ha 551 abitanti. Probabilmente sconosciuto anche magari a qualche veneto. Sì, c'è una vecchia battuta che circolava all'epoca, qui subentro nel banale, ma giusto per dare così
far capire, per far ecco, capire. Allora, che... una volta, dov'è Lorenzago? Vicino Cortina. Allora tutti quanti sapevano dov'era Cortina. Accaduto questo, dov'è Cortina? Vicino Lorenzago. Insomma, Bellissima la battuta. Quindi siete diventati veramente per 23 giorni la prima volta? No, la prima volta venne per 8-9 giorni. Quindi per una settimana siete diventati un po' il centro del mondo? Sì, sicuramente. Telegiornali, a gara, a guardare Canale 5, tutte le reti. Sì. C'era anche Antenna 3 all'epoca? Sì, infatti le immagini che abbiamo visto. Tutti quanti, però si faceva proprio a gara per vedere se ci si vedeva. Sì, l'entusiasmo quindi. Sì, e poi la gente che comunque ogni giorno era, ti ripeto, era una religione andare in strada per vedere quando lui rientrava da una passeggiata. Bene o male si sapeva l'orario in cui lui rientrava e c'erano ste ali di folla che solo per un saluto, vedere passare sta macchina dal paese, passava fuori il paese, la gente proprio era, dovevi andare a messa alle 6, si andava invece in strada alle 6 a vedere passare il Santo Padre, bello. Quante foto vi siete scattate, Elisabetta? Tante? Beh, sai... Ma ce n'è qualcuna? Adesso prego il nostro regista Italo Morao di farci vedere la foto, dovrebbe vedersi la nostra Elisabetta all'interno del coro che si era preparato e che in quel momento ha incontrato il Santo Padre proprio in occasione... Sono state foto scattate, credo, dagli enti del comune? Dell'osservatorio romano, credo, ancora all'epoca. Che naturalmente tu hai conservato come una reliquia. Sì, perché poi te le davano a distanza di qualche mese, ti chiamavano in comune, ti dicevano sono arrivate, volete vedere se ci siete, no? E qui era alla fine, queste foto sono state scattate alla fine, perché io facevo parte della scuola Cantorum, ero piccolina, quindi... quel giorno è venuto nella piazza principale a dare il suo saluto, il coro cantava, alle mie spalle avevo un coro polacco, mi ricordo, ed è stato bello perché poi lui è sceso e chi è riuscito anche solo a toccargli la mano, però lui ha fatto il gesto di venire a salutare, davanti eravamo noi piccolini, quindi chi più chi meno è riuscito a dare... È avvantaggiata quindi. Sì, quello sì. È stata una bella esperienza, da quella poi ti dico, ho avuto la fortuna di rivederlo una sera a sorpresa, perché noi si faceva un concerto all'interno della chiesa della Madonna della Difesa a Villa Piccola e lui è entrato. Nessuno sapeva niente. Era un fuori programma quindi? Sì, nessuno sapeva niente, era un concerto in suo onore. Ma lui... non era prevista la sua presenza? No, non era prevista la sua presenza, infatti è entrato, hai visto sto angelo bianco entrare. Lì in quei momenti non sai neanche cosa fare, ha detto qualche parola e poi sai l'entusiasmo di vedere che comunque ci aveva reso partecipi, perché comunque noi avevamo fatto una cosa per lui, cioè c'era questo concerto per lui, no? È venuto a ringraziarti, sì, quindi? Ma era normale in maniera discreta. Per Papa Wojtyla era normale questa cosa, tante volte si è fermato con la macchina. Io penso che anche al Museo del Papa, che è stato ideato da un gruppo di ragazzi che bisogna ringraziare, perché ogni fotografia che c'è in quel museo è un pezzo di storia, e quando vai là ogni volta è una grande emozione, perché ogni fotografia c'è un momento del Papa che si è fermato con la gente del paese e che comunque scatti con nello sfondo le montagne che lui amava, e sai, è stato bello. Quindi per voi le vostre montagne che anche voi avete amato, che anche tu hai tenuto nel cuore perché tu sei nata a Lorenzago, sì. Ci hai vissuto molti anni prima di sposarti, sì. E la figura di San Giovanni Paolo II quindi diventano un po' veramente dei momenti che sono stati scattati, sì, che tu non sì, ma poi era proprio l'entusiasmo dei bambini, la preparazione anche di andare alle prove per il coro, mi ricordo. È un grazie anche alle persone che purtroppo non ci sono più, al maestro Italo, è quasi un momento da dare un omaggio anche a queste persone che hanno comunque creato e hanno dato una mano. Il maestro Italo era il maestro che ci preparava il coro, lui, la moglie Apollonia,
Adesso il coro è portato avanti dal figlio, dal maestro Francesco. Maestro Italo non c'è più. Non c'è più purtroppo, quindi questo per me è un'occasione anche per dare un omaggio alle persone che non ci sono più, ma che comunque in quegli anni hanno fatto un pezzo di storia, e quindi questo, penso che questo sia doveroso. E lo facciamo questa sera, volentieri, anzi lo stai facendo tu assieme al sindaco, naturalmente al nostro Mattia. Noi ci fermiamo, consentiteci per una brevissima pausa di pubblicità, tra poco rimanete con noi per il racconto di queste esperienze meravigliose, di queste popolazioni, di queste famiglie di Lorenzago che porteranno per sempre nel cuore. Tra poco. Garantito. Stiamo parlando dei ricordi, delle emozioni che rimarranno sempre nel cuore delle molte famiglie di Lorenzago che hanno visto, che hanno incontrato Papa Wojtyła, o meglio San Giovanni Paolo II, quando andò tra le montagne cadorine a trascorrere dei giorni di vacanza. Abbiamo sentito l'emozione, l'abbiamo vista anche negli occhi, negli splendidi occhi di Elisabetta, questa donna che appunto ha vissuto per tanti anni a Lorenzago, e abbiamo anche raccolto l'emozione di Monsignor Paolo Magnani, vescovo emerito ora della diocesi di Treviso, all'epoca vescovo della diocesi di Treviso, che accompagnò il Santo Padre dall'aeroporto di Istrana fino a Lorenzago in elicottero. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Gli incontri che mi sono stati più significativi sono quelli avuti a Lorenzago, ecco. Quando doveva andare a Lorenzago, io andavo a prenderlo all'aeroporto, salivo sull'elicottero con lui. Mi ricordo che nel passaggio tra Treviso e Lorenzago, nell'elicottero lui tirava fuori una grossa corona e diceva il rosario. Lo accompagnavo là, ma poi non mi fermavo, perché doveva avere tutta la sua libertà. Se aveva un vescovo tra i piedi, allora poteva stare in Vaticano, no? Simpaticamente Monsignor Magnani ha detto se aveva un vescovo che stava con lui, a questo punto poteva rimanere direttamente in Santa Sede. Invece a Lorenzago ha trovato quella pace, quei momenti di preghiera di cui sicuramente aveva bisogno, ma ha trovato anche l'amore di tanta gente, vero Sindaco? Sì, sicuramente i cittadini sono stati esemplari. Primo perché hanno rispettato in maniera perfetta la vacanza di un santo, e quindi non l'hanno mai disturbato. Lo hanno sempre accolto, come raccontava prima Elisabetta, con queste ali di folla nelle strade. Mai invadenti, sempre discrete. Mai neanche si sono permessi di avvicinarsi all'abitazione, assolutamente. Quindi da questo punto di vista io credo che vada un plauso ai miei concittadini, ma non solo, a tutti coloro i quali venivano per vederlo, e venivano con il garbo di chi sa che va a incontrare una grande persona, che noi ormai lo chiamiamo il nostro Carol, che ci siamo permessi questa confidenza dopo 6 anni che veniva da noi, e oggi questo santo che noi abbiamo avuto la straordinaria fortuna di toccarlo, di vederlo, di parlargli, perché appunto capitava più volte che nelle sue passeggiate segrete incontrava delle persone, casualmente dei gitanti, oppure è capitato, è una storia che ormai tutti conoscono, in una baita a Lorenzago, un signore che lì vi abitava nel periodo estivo si è fermato e ha bevuto un bicchiere d'aranciata, insomma, insieme a questo signore, che tra l'altro lui diceva: guarda, proprio a me è capitato questa fortuna che io non vado mai in chiesa, no? Mentre mia moglie è sempre una devota, che a lei sarebbe dovuto capitare questo. Comunque il Papa ricordò
la moglie in un evento pubblico, dandole un saluto, quindi ci fu questa sorta di compensazione, diciamo, ecco. Storie di tutti i giorni, per dire, per noi, ma comunque grandiose, piccole, semplici, ma che fanno parte di un bagaglio storico che non ha eguali, cioè noi, come possiamo dire, avere un Papa che noi pensiamo, dicevo prima, quando vanno a Roma in Città del Vaticano la gente si sofferma e lo guarda dalla finestra e loro si considerano fortunati di guardarlo dalla finestra. Noi abbiamo avuto una cosa ben oltre, ben diversa, e poi è venuto voi da voi, sì, è venuto lui da voi. E poi insomma, ecco, quindi io credo che sia una cosa veramente, come diceva lei, indelebile, un segno profondo negli animi di tutti noi, per ciò che ripetevo prima, i sentimenti che lui rappresentava. E io con lui poi ho condiviso il concetto della pace, che è un bene che ognuno deve, come dire, portare quotidianamente, perseguire quotidianamente, perché la pace... È cambiato qualcosa, Sindaco, dopo il passaggio di Papa Wojtyla nel vostro paese? Lei mi ha ribadito più volte la parola pace. È cambiato qualcosa, diciamo che come tutti i paesi hanno i suoi travagli ed altro, certo, ma non v'è dubbio che questi eventi continui abbiano lasciato in ognuno di noi almeno un concetto di riflessione. Ecco, la gente credo che abbia forte nel proprio cuore il ricordo di questo, e quindi immaginare di poter fare qualcosa quotidianamente per raggiungere la fratellanza, l'amicizia e diciamo così il raggiungimento della pace. Io spero di sì, Portava con orgoglio nel cuore le sue vacanze Papa Wojtyla a Lorenzago, Sindaco? Io penso di sì, anche perché ha trovato lui stesso la pace, la contemplazione verso la natura. Lui viveva in un posto che io credo che non abbia uguali in giro. Noi se parliamo dei monti che ci circondano, stiamo parlando delle Dolomiti, certo, patrimonio dell'UNESCO. Stiamo parlando di montagne che si chiamano il Cridola, poco conosciute, il Miaron, cioè l'Antelao. Sono monti che lui ogni giorno vedeva aprendo la finestra. Oltre a questo i boschi davano a lui una sorta di corroborante, no? Tonico, tant'è che lui ogni volta che finiva le vacanze ricordava questo e diceva che lui aveva recuperato anni di vita ogni volta che faceva una vacanza a Lorenzago. Questi quindi per noi è l'ennesimo onore che abbiamo di aver avuto il santo a Lorenzago di Cadore. Mattia, tu non sei nato a Lorenzago come la mamma Elisabetta, però so che sei affezionatissimo a questo paese. Tu ogni volta che finisci la scuola, nei weekend, quando puoi, quando sei in vacanza, tu ti fiondi a Lorenzago, il paese della tua mamma, che la mamma ti ha tramandato attraverso le sue emozioni, naturalmente. Naturalmente non posso chiederti se ti ricordi quel momento del bacio con Papa Wojtyla, però tu ogni volta che torni lì nel paese rifai un gesto che veniva fatto dalla mamma e dai suoi compagni, che è quello di andare sul campanile a suonare le campane, sì, che abbiamo addirittura immortalato. Adesso prego il nostro regista Morao se riesce a mandarti in onda. Che emozioni provi quando... Ma senz'altro la passione che ho io per le campane è una passione nata, penso, assieme a me, che senz'altro penso mi abbia trasmesso il Papa, in quanto si dice che le campane siano la voce di Dio, no? Quindi io quando le suono penso sia mio dovere di far sì che, in quanto Dio ha una voce bella, anche io debba essere in grado di trasmettere questo messaggio. Quindi attraverso questo movimento, questo suono melodico che poi si irradia per tutta la vallata del Cadore, no?
Sì, poi c'è un modo particolare di suonare queste campane e loro sono bravissimi, sono giovani, che si chiama campanotto e vengono suonate a mano. Di queste 4 campane 3 vengono suonate a mano e una viene suonata in modo elettrico, con una fatica io direi anche immensa, però loro sono bravi anche perché danno armonia a questo suono, danno con le note giuste, Quando hai imparato, Mattia? intonate. Allora, io sono 5 anni che salgo sul campanile, da 3 che suono, e per imparare ti fanno stare lì a ascoltare, devi imparare bene i tempi, devi sempre cercare di avere quel pelo di orecchio che ti aiuti a dare un po' di musicalità, giusta. insomma, Sì. Bisogna averla. Ti è stata tramandata dalla mamma? Dal papà. Dal papà. E la mamma nel coro, quindi il papà Sì, musicista sì. e la mamma voce, diciamo. Sai, lui era piccolo, che rimaneva con i nonni in montagna perché io lavoravo. A 2 anni e mezzo lui già si faceva le estati praticamente lì, noi pendolari, il fine settimana. La mia mamma mi racconta che quando anche a mezzogiorno, questo campanile imponente, lui si metteva sotto e guardava fin quando non avevano finito le campane. Da lì è iniziata la sua passione, come tante altre, come suonare l'organo in chiesa, ma da piccolo proprio, e le ha sempre mantenute. L'ha sempre portata Sì. avanti. Abbiamo parlato del papà, di tuo marito, e come abbiamo detto all'inizio, la vostra famiglia è nata proprio, possiamo dirla? Grazie al Papa. Grazie al Papa, ma lo racconteremo subito dopo una breve pausa di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio, come abbiamo detto a Lorenzago durante una delle visite che il Santo Padre Papa Wojtyla aveva fatto durante le sue vacanze, si sono incontrati Elisabetta e suo marito, si sono incontrati, si sono visti e poi si sono sposati, vero Elisabetta? Io ho sintetizzato in breve, ma ci racconti un po' tu nel dettaglio. Beh, abbiamo bruciato un po' le tappe perché ci siamo conosciuti, è stato anche un caso perché mio marito non doveva essere lì, è stato chiamato all'ultimo e in quell'anno il Santo Padre... Era lì proprio perché c'era il Santo Sì, Padre, era lì quindi non era lì per caso. Tu abitavi a Io Lorenzago? abitavo lì, però non l'ho conosciuto subito. Quell'anno il Santo Padre era rimasto da noi 23 giorni circa. E io l'ho conosciuto proprio pochi giorni prima della partenza, quindi è stato tutto veramente un caso, non ci doveva essere, e poi pochi giorni prima ci siamo incontrati ed è stato penso amore a prima vista, perché nel giro di un anno eravamo sposati e c'era Mattia. E poi sono nate anche le altre poi sono nate altre 2 bimbe, se adesso vogliamo sai salutarle, sì, magari così le citiamo, Alessandra e Cristiana, che ci staranno guardando da casa, naturalmente sono un po' più piccine, ed è stato un amore bello, perché è stato convalidato, suggelato dal Santo Padre, ecco, vediamo la foto, tutto è andato benissimo, di te che eri qualche anno fa, 17 anni fa, perché ormai il nostro Mattia ha 17 anni, e questo è stato il momento in cui tu hai incontrato. Era la prima volta che davi la mano a Papa Wojtyla? Veramente visto vicino così e avergli potuto dare la mano è stata la prima volta. Le altre 2 volte io gliel'ho data, però è stata una cosa molto veloce, sia quando ero sul coro che lui è passato, io ricordo di avergli dato la mano, ma era una mano talmente morbida, talmente sì, perché la stava un po' tutti quanti, no? E quindi sai, questa invece è stata la volta in cui mi ero anche preparata di dire qualcosa, perché avevo l'occasione di averlo davanti a me. Ma era un incontro pubblico e tu dovevi parlare per conto della comunità? No, era un saluto, perché il Santo Padre era in partenza e io all'epoca ero andata con la giunta comunale di quel periodo, mio fratello era un consigliere comunale, e quell'anno erano nati 3 bimbi, 3 bimbi piccoli, c'era Mattia e c'erano altre 2 bimbe. La cosa è stata imbastita così, visto che ci sono questi 3 bimbi piccoli e ci sono anche questi rappresentanti, dai, andiamo, portiamoli su.
È stata una cosa molto veloce perché io non ho avuto neanche il tempo di prepararmi. Ma come l'hai visto? Cosa hai fatto? Volevi inginocchiarti? Sì, io mi volevo inginocchiare perché vedevo che anche gli altri davanti a me facevano il gesto anche di inginocchiarsi, baciare la mano, e lui non ha voluto che io mi inginocchiassi perché avevo in mano Mattia, avevo in braccio Mattia, scusami, come abbiamo visto, e mi ha fatto segno, e so di avergli dato la mano e di avergli detto soltanto grazie. Non sei riuscita a dire? No, assolutamente, ha dato la benedizione a Mattia, mi ricordo che l'avevo preparato con questo vestitino azzurro, la collana del suo battesimo, l'ho baciato, gli ho dato la benedizione e gli ho detto grazie tante volte, però avrei voluto soltanto dire grazie per essere venuto ancora una volta fra noi, credimi che non quella è stata l'ultima volta. Quella è stata l'ultima volta in cui io l'ho visto. Non è più tornato? Non è più tornato, anche perché ormai era anziano, aveva i suoi problemi. Non stava? No, è stato brutto vederlo alla fine, perché è stata una sofferenza. Credimi che quando anche vado al Museo del Papa, in una stanza c'è una sua fotografia ingrandita dell'ultima Via Crucis che lui ha fatto, io non riesco a entrare. È una sofferenza per non te. riesco a entrare perché mi fa male vederlo sofferente così, e comunque con una forza d'animo, perché fino all'ultimo è stato in mezzo alla gente, cioè, ha fatto tutto quello che doveva fare fino alla fine. Lui ha portato con molta dignità la sua malattia, sì. L'ha portata fino alla fine, lo abbiamo visto tutti, immagino che ognuno di noi avrà in mente quelle immagini di Papa Wojtyla che fa la ola assieme ai giovani in piazza San Pietro, immagini che fanno ancora venire i brividi. Tu Mattia le hai viste, probabilmente eri già comunque grandicello, sì, da giovane come hai vissuto questo Papa dei giovani? Lui stesso aveva detto a un certo punto che un proverbio polacco diceva che per stare con i giovani bisogna essere giovani. Sì. Beh, senz'altro questo Papa l'ho sentito più vicino a me proprio per gli avvenimenti che sono accaduti quando io ero ancora bambino, appena nato. Poi senz'altro mi ha aiutato la visita al Museo del Papa, dove d'estate mi chiedo di andare a fare una specie di guida, o comunque un qualcuno che sia lì per i villeggianti, per tutte le persone che vogliono venire a visitare, esatto, a spiegare un attimo quello che c'è dentro, insomma. Quindi anche quello è stato abbastanza, mi ha fatto crescere, sì. È un Papa che ha vissuto tanto con i giovani, come abbiamo appena detto. La tua mamma è cresciuta, perché la sua adolescenza l'ha fatta con lui. Che cosa ti ha lasciato? Credo trovare la pace interiore. E per la terza volta ricorre il termine questa sera della pace. Ne ha parlato poco fa il sindaco Tremonti, e lo sta riconfermando in questo momento. Credo sia quello, perché io sono nata e lui diventava Papa dopo poco. Per me è sempre stato lui il Papa. Quando sei piccolo vedi questa immagine e pensi che sia per sempre, sai, quelle immagini che dici non finiranno mai. Ecco, quindi, bellissime queste immagini. Quindi anche quando ero piccolina, che mi ricordo quando lo vedevo in televisione, mi alzavo dal divano, quando dava la benedizione in piazza San Pietro, ci si alzava dal divano anche se eri a casa e ci si inginocchiava, facevi il segno della croce, no? E poi sai, me lo sono ritrovato. Vedo adesso nei miei momenti, quando anche vado in chiesa, ho sempre il mio santino dietro, cerco sempre di avere un ricordo verso di lui, perché comunque lui a me ha dato. Diceva sempre che della propria vita bisogna fare un capolavoro. Io adesso... Hai fatto una famiglia che è un capolavoro, senza ombra di dubbio. E Papa Wojtyla, come ci ha confermato anche il Vescovo Emerito, Monsignor Paolo Magnani, è sempre stato un uomo che ha puntato la sua vita pastorale proprio verso le famiglie. Sentiamolo quindi. Era un uomo di cultura, era un uomo di teologia, di filosofia morale,
anche di riflessioni accademiche. Ecco, non era il grande esperto di diritto canonico che approda al papato dopo una serie di incarichi in Vaticano, però nello stesso tempo era personaggio di notevole capacità pastorale e quindi non era un accademico astratto, ma era un personaggio che applicava la cultura alla vita. Lui aveva una propensione al dialogo, si faceva amare dai giovani, perché nello stesso tempo integrava alcuni aspetti della vita che lo umanizzavano, per esempio lo sport. Era dedito soprattutto con i giovani, ma anche con le famiglie, a riflessioni, a proposte, direi di grande valore, che era un uomo completo. Un uomo completo, dice Monsignor Paolo Magnani, vescovo della diocesi di Treviso, quando appunto Papa Wojtyla venne in Cadore a trascorrere le sue vacanze. Ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità, poi l'ultima parte, assieme a Elisabetta, Mattia e naturalmente al sindaco di Lorenzago, che questa sera rappresenta tutte le famiglie di Lorenzago di Cadore. A tra poco. Grazie. Ecco, stiamo parlando di Papa Wojtyla e delle sue vacanze a Lorenzago, questo piccolo paesino del Cadore che è diventato un po' il punto di riferimento per il mondo, almeno dopo le visite del Santo Padre, vero Sindaco? Certo, e come no, e come no. Una piccola comunità che dopo la morte di Papa Wojtyla, di quello che poi è diventato San Giovanni Paolo II, ha continuato ad amare il proprio Carol, così lo chiamate, vero, nelle vostre montagne? Il nostro grande Carol. Il vostro grande Carol, attraverso una serie di iniziative, come abbiamo parlato poco fa con Elisabetta, attraverso il Museo dei Papi, e anche attraverso il santuario del Bosco di Mirabello, vero Sindaco? Sì, il santuario del Bosco di Mirabello si tratta di un altare in legno scolpito da dei forestali che si sono adoperati per questo, con una tettoia, come potete vedere dalle immagini, e che noi pensiamo di ricordarlo in questo modo proprio lì dove lui, assieme anche a Ratzinger, passeggiava, soprattutto quando meditava. C'era un angolo che lui gradiva esserci, e noi l'abbiamo inaugurato questa scorsa estate. Questa è la messa celebrata dal Cardinale Parolin, proprio il giorno dell'inaugurazione. Che ci ha onorato della sua presenza, e noi speriamo che possa essere luogo di ritrovo di tanti pellegrini, affinché lì possano ricordare in maniera più profonda il Santo Wojtyla. Tra i tanti pellegrini naturalmente moltissimi turisti che poi sono arrivati nel vostro paese, immagino, vero Elisabetta, te le ricordi? Beh, sai, la gente veniva, anche fra l'altro il Santo Padre veniva d'estate, quindi anche i paesi limitrofi c'erano i villeggianti, e quindi venivano a C'era un afflusso di gente? C'era un afflusso di gente che veniva per un saluto. Sai, adesso c'è questo museo, ci sono dei pellegrini che vengono per visitarlo, però il paese è piccolo. E che cosa avrebbe bisogno le strutture per poter accogliere questa gente, cioè rimangono 2 alberghi che però sono aperti l'estate, l'inverno aprirli penso che è un costo esatto. C'è da dire dei bravi ai giovani del paese, che comunque chi ha voluto mantenere aperta un'attività, chi la sta per aprire,
con un bed and breakfast, e quindi è un aiuto, perché magari durante l'inverno, metti che qualcuno vuole venire anche a visitare questo paese, c'è un punto dove poter dormire, dove poter fare colazione. Il paese ha bisogno di risorgere un pochino, perché vanta di una posizione splendida. Il paese è bello, la gente è bella, ed è un peccato, e quindi io poi vivo fuori, non posso dare il mio contributo, è piccolo il mio contributo, magari lo sta dando mio figlio, perché quando ci va vuoi che aiuta la parrocchia, vuoi che aiuta le altre associazioni, quando c'è qualche sagra in paese va a aiutare, ma avrebbe bisogno di quello slancio. Sindaco, che cosa si può fare? Beh, qui cosa si può fare? L'iniziativa privata che deve muoversi, certo. Naturalmente la in un periodo come questo i comuni... la politica anche deve aiutare, agevolare l'iniziativa privata. Beh, il comune ha difficoltà ovviamente, perché non può sovvenzionare, può creare delle condizioni, diciamo così, urbanistiche affinché qualcuno possa intraprendere qualche attività. Non v'è dubbio che chi ad alto livello, parlo della regione piuttosto che dello Stato, possa, visto che questa crisi economica continua a essere forte e profonda, ma possa mettere in circolo delle situazioni virtuose per cui l'iniziativa privata possa riprendere slancio, perché il comune, chiunque possa governare, al di là di dare i servizi ai cittadini, garantire i servizi ai cittadini, poi è difficile che si sostituisca in tutti gli effetti a un imprenditore, a un'economia. Non può un'amministrazione fare un albergo, piuttosto che, se poi non c'è la volontà di fare attività in questo senso. Quindi l'amministrazione comunale deve, come dire, aiutare, collaborare a quanti possano aver voglia di venire e abitare in un piccolo paese come Lorenzago, che offre quello che poc'anzi giustamente lei ha detto, una bellezza naturali che non sono poche, apprezzate anche da San Giovanni Paolo II. Apprezzate come anche da Giovanni Paolo II. Che ha portato nel cuore. E allora noi concludiamo con una copertina finale che è dedicata proprio a San Giovanni Paolo II. L'abbiamo detto nel corso di questa trasmissione: il Papa delle famiglie, il Papa dei giovani, il Papa naturalmente della pace. E allora ringraziamo la nostra Elisabetta Lauri. Io ringrazio te, colgo l'occasione per ringraziare il mio sindaco, Don Sergio, che è il parroco del mio paese, tutti i rappresentanti della parrocchia che comunque mi hanno invitato qua oggi, e grazie a te. Grazie a voi per essere stati qui con noi, al nostro Mattia e naturalmente al sindaco Mario Tremonti. Noi concludiamo appunto con questa copertina dedicata a San Giovanni Paolo II e alle montagne di Lorenzago. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a voi tutti. Grazie. Un proverbio in polacco: z jakim przestajesz, takim się stajesz. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane.
Sante Policarpe, ora pro eo. Sante Ippolite, ora pro eo. Santi Justine et Apolloni, ora pro eo. Sante Laurenti, ora pro eo. Sante Tarsici, ora pro eo. Sante Cipriane, ora pro eo. Sante Sebastiane,